Oggi abbiamo presentato come Movimento 5 Stelle un esposto alla Procura di Venezia contro i FAS. Infatti pare che dai nostri studi che abbiamo appena consegnato ci siano continuamente e tuttora che continuano degli sversamenti in giro per tutto il Veneto. Quindi la questione non è bloccata, anzi pare che continui. Siamo proprio qui per fare in modo che si blocchi subito l'inquinamento per tutelare la salute di tutti i veneti. E queste perizie, soprattutto l'ultima, annunciano l'ingresso dei nuovi FAS, che sono quelli a catena corta, i C4, prodotti dalla Miteni in sostituzione dei C8, quelli a catena lunga. Quindi in questi ultimi 3 anni, dal 2013 in poi, abbiamo assistito a un aumento di queste sostanze pericolose comunque, in tutte le acque, sia all'ingresso delle acque da potabilizzare e sia nelle acque di superficie e di falda. Voi avete trovato queste sostanze come? Facevano un'analisi delle acque? Allora, queste sostanze sono state rinvenute dalle migliaia, diciamo, di analisi che ha fatto ARPAV, che è la fonte ufficiale, quindi la Regione Veneto. In questi anni ha lavorato molto a lungo e ha analizzato tutte le acque, quindi questi sono dati ufficiali che ci hanno fornito e che si trovano comunque anche su internet. Noi invece stiamo producendo il nostro, diciamo, monitoraggio, perché ovviamente ci hanno chiesto di fare anche un monitoraggio di parte, in questo caso sarebbe, che è molto complesso perché ci siamo accorti che l'estensione della contaminazione arriva fino a Punta Gorzone, quindi in provincia di Venezia, laguna di Chioggia, foce del Brenta e quindi zona costiera. Ecco, ma le concentrazioni di queste sostanze sono tali da destare delle vere preoccupazioni? Allora, dobbiamo finalmente parlare di un dato di fatto che non è tanto emerso, ma che in queste perizie è sempre stato scritto, che esiste una normativa, la legge quadro europea, la 39 del 2013, che sanciva un valore limite sulle acque superficiali per il PFOS e derivati. Il PFOS è la sostanza principe, quella che produceva la DuPont, quella che produceva la Miteni e che non si può più produrre dal 2013 ed era quella più studiata, ok? Il valore limite è 0,65 nanogrammi litro. Questo valore limite era praticamente l'unico che esisteva veramente sulle acque e per il principio di precauzione, con inquinamento acclarato dal 2013, dichiarato dall'ARPA, quindi dalla Regione, l'ARPA aveva riconosciuto che la Miteni era la sorgente inquinante. In un momento così di inquinamento grave con rischio per la popolazione si doveva utilizzare il valore limite esistente più cautelativo per le acque, in questo caso era ed è lo 0,65 nanogrammi litro, che doveva essere esteso per tutte le altre sostanze, visto che sia catena lunga che catena corta e intermedia fanno parte della stessa famiglia. Il valore che avete riscontrato invece qual è? È superiore, io faccio un esempio, qui ho prodotto 7 tabelle, di cui partendo dalla Miteni, sotto la Miteni sono stati trovati 433.160 nanogrammi litro. Andando avanti, in provincia di Vicenza, sono stati trovati soprattutto i C4, quelli a catena corta, i PFBA e i PFBS in acqua superficiale 2.780 nanogrammi litro. D'accordo, ma questi non sono stati trovati nelle acque potabili? Allora, nelle acque potabili, in ingresso delle acque potabili ci sono anche i C4 e il problema è che non sono trattenuti dai carboni attivi. Quindi ci sarà uno scenario futuro per i gestori delle acque che noi vediamo abbastanza preoccupante, perché finora i filtri a carbone attivo utilizzati dai gestori delle acque sin dal 2013 a tutela dei loro consumatori, diciamo, sono stati sempre messi e utilizzati. Il problema è che questi carboni attivi tecnicamente non riescono a trattenere quelli a catena corta, i C4, i PFBA e i PFBS. Scusi se insisto, ma allora questo vuol dire che questi FAS a catena corta dovrebbero già essere anche nelle acque potabili? Ci sono anche già nelle acque potabili, ma in un secondo momento era stato dato un valore obiettivo anche per loro, cioè sono stati estrapolati dalla sommatoria, ciascuno ha 500 nanogrammi litro. Al momento i gestori delle acque riescono a tenerli sotto i 500 nanogrammi litro, al momento però stanno per essere prodotti sempre di più in sostituzione dei C8. Quindi per il principio di precauzione, secondo noi, bisognava tenere un valore limite molto più basso a tutela della salute. Sì, però adesso non è che nel momento attuale si può dire che nelle acque potabili sono ancora inquinate, questo è perché sennò bisogna essere chiari su questo Certo, punto. allora bisogna essere chiari, bisogna anche dire però che con i nostri 2 interventi
nel campo del diritto amministrativo noi abbiamo impugnato il parere dell'Istituto Superiore della Sanità chiedendo invece un valore limite prossimo allo zero per la tutela della salute. Lo dimostra il fatto che nella popolazione sono state trovate concentrazioni nel sangue molto alte. Anche di questi FAS nuovi? Di tutti i FAS, a catena lunga, a catena corta, di tutti i 12 FAS diciamo. Sono stati trovati quantitativi importanti e interessanti. Ci sono stati degli effetti nella salute dei nostri cittadini e per cui ci troviamo senza aiuti da nessuno, né dall'azienda che a mio modo di vedere dovrebbe pagare i danni di quello che ha fatto, né dall'altra parte dello Stato che abbiamo interpellato più volte per sollecitare un aiuto in via emergenziale per questo problema. Per cui veramente e per ultimo, ma non per importanza, il fatto che avendo contaminato tutte le falde la nostra agricoltura è in serio pericolo, perché tutte le persone, la gente non si fida più di bere l'acqua dell'acquedotto sebbene sono stati installati i filtri per una fobia che si è creata e i contadini adesso usano l'acqua, però potrebbe essere che da domani mattina gli venga imposto di non poterla più usare, quindi metterebbe l'economia in ginocchio del territorio. Ecco. Voi quanto si spende a Salerno per i filtri? Allora, noi spendiamo quasi 100.000 euro l'anno per i filtri, solo per i filtri. Loro spendono come comune 100.000 euro per i filtri che alla fine li pagano i cittadini nelle loro bollette, no? Perché ricadono nelle bollette dei gestori. No? E tra l'altro ci sono questi filtri a carboni attivi che bloccano i FAS, quelli classici, a catena lunga, ma sembrano non bloccare quelle a catena corta. Quindi i cittadini stanno anche pagando, spendendo soldi con le bollette per dei filtri che non funzionano. E poi adesso la Miteni oggi presenterà il suo piano di bonifica, no, nell'area rossa per 2 km di 2 comuni, però senza dire, dirà servono questi soldi, ma questi soldi ce li metti tu Miteni o li devi chiedere sempre poi ai cittadini un'altra volta? Tramite il Ministero, tramite dal punto di vista politico, no? Adesso praticamente la Regione mette in campo dei fondi, ha chiesto dei fondi allo Stato, quindi alla fine sempre Pantalone, cioè siamo sempre noi che paghiamo, per fare degli studi epidemiologici su 110.000 persone, è l'annuncio che ha fatto ieri. Io ho nominato la Regione Veneto, ha la stessa malattia di Renzi, l'annuncite, cioè ogni settimana fa un annuncio diverso per confondere le persone secondo me, perché a un certo punto tu non sai più a chi devo credere. Scusa un secondo. Allora, cosa succede? Investe questi soldi, annuncia di investire questi soldi per fare uno studio epidemiologico sulle persone, no? Però qui adesso abbiamo le prove che i filtri attuali non riescono a firmare questi nuovi prodotti della Miteni che produce nel 2011. Ci ritroviamo già in falda oggi. Quindi oggi abbiamo l'emergenza FAS, diciamo numero 1, quelli a 8 atomi, FO e FOS. Fra 10 anni, se continuiamo così, ci troveremo nell'emergenza FAS 2, con quelli a 4, 5, 6 atomi. Quindi dobbiamo investire oggi in ricerca, sia per un filtraggio efficace per questo tipo di prodotti, primo. Secondo, se non si riesce a trovare una soluzione, l'unica soluzione è che la Miteni cambia produzione, non c'è altra soluzione, perché sennò fra 10 anni ci troveremo qua a fare ancora esposti, a fare un altro studio epidemiologico e avanti sempre così. E aumentare il numero dei morti.